E benvenuti, bentrovati a Casa Veneto, questo spazio incantevole all'interno di un luogo storico della città di Cortina d'Ampezzo, che è l'Hotel dell'Aposto, Hotel Posta, che Mi aspetto. dispiace non mostrarvi il nostro lago sullo sfondo, ma la giornata oggi non è molto scenografica, quindi ci dobbiamo accontentare. Casomai puoi mostrarci la casa, la cucina, Ah! la camera, il soggiorno, che, Adesso va un po' di moda. che comunque è situato nel lago di Garda, perché credo tu abiti proprio e viva, non mi ricordo più in che comune, Francesca. Ma in realtà abito appena fuori l'entroterra del lago di Garda, però ecco, io vivo tutto il giorno il lago di Garda per lavoro e quindi Lo ecco, conosci bene? io mi definisco, io abito sul lago di Garda. Io ti ho incontrata l'anno scorso, ci siamo visti per una trasmissione, un reportage su alcuni dei luoghi, che sono davvero tanti, della costa veneta del lago di Garda. Ricordo fummo insieme a Bardolino e poi a Malcesine. In realtà Esattamente. sono tanti i luoghi comuni che rappresentano questa meraviglia che unisce in qualche maniera tre regioni. Devo dire che il lato veneto del lago di Garda è quello che produce più turismo in tempi normali. I numeri sono molto grandi, vero Francesca? Sì, sì, sono molto elevati, insomma, solo la sponda veneta del lago di Garda fa quasi 14 milioni di turisti all'anno, solo la nostra sponda. E quindi immaginiamo che questo accada perché il luogo, oltre a essere molto bello, è ricco ovviamente di servizi, di possibilità per ogni forma di turismo. Io vorrei cominciare con te, Francesca, se me lo concedi, da Malcesine. Perché Malcesine è Sì. così importante per il lago? Allora, Malcesine è comunque il paese più a nord della sponda veneta del lago di Garda e fra tutte le località Malcesine ha una caratteristica quasi unica che si può fare un tipo di vacanza balneare fino ad una vacanza in stile alpino perché si sale quasi a 2000 metri con la moderna funivia Malcesine-Montebaldo e soprattutto nel periodo invernale è possibile anche sciare, quindi sciare vista lago, che è una cosa insomma non per tutte le destinazioni turistiche, quindi passare da un ambiente mediterraneo proprio sulla costa fino all'ambiente alpino in quota. La funivia è un impianto super moderno con le cabine rotanti e solo questo solitamente vale il viaggio, quindi poter salire con questa bellissima funivia e raggiungere la vetta del Monte Baldo e godere di uno spettacolo su tutto il lago di Garda è una cosa insomma veramente unica. Sì, tu accennavi proprio al fattore alpino, quindi alla presenza come quest'anno della neve, ahimè non goduta come avremmo Eh, giustamente meritato e voluto, però sappiamo che il lago poi vive il suo splendore turistico, emozionale dalla primavera soprattutto durante tutta l'estate. Esattamente. E qua Infatti questa è una cosa che caratterizza molto il lago di Garda, perché non dobbiamo vederla solo come una destinazione tipicamente estiva. Il lago di Garda è veramente molto di più, perché è una destinazione che si presta a essere vissuta, scoperta in tutte le stagioni dell'anno, quindi la primavera con le fioriture, con il risveglio della natura, le passeggiate, il trekking, i giri con le bici, con le e-bike all'estate, quindi tutta la vacanza balneare, gli sport acquatici, in autunno con il foliage, con la scoperta dell'entroterra di tutti i prodotti enogastronomici autunnali e poi l'inverno. L'inverno si possono vedere dei tramonti che sono veramente mozzafiato. È il periodo in cui si può vivere il lago di Garda con una quiete, una pace, è proprio da scoprire. Quindi non solo il lago di Garda come meta estiva, ma veramente per tutto l'anno. E poi io devo dire, essendo un grande fan del lago più grande che abbiamo in Italia, che ho vissuto molto per interesse ovviamente personale, sono un laghifero, io adoro i laghi, i corsi d'acqua dolci, sono più lontano dal mare rispetto ad altri, però devo dire che il lago di Garda molte volte ti dà l'impressione di essere su una costiera quasi marittima. Mi viene in mente la bellezza, per esempio, del porticciolo di Torri del Benaco, quasi la piazzetta di Capri. Mi viene in mente la bellezza
del lago meridionale, dove ci sono i bastioni e le mura di peschiera che sono inserite nei patrimoni mondiali dell'umanità. Esattamente. Poi si sale, l'azzise, Bardolino, il vino, l'olio d'oliva, insomma, non saprei veramente cosa consigliare. Cosa possiamo Ma dire a anche chi il ci nostro segue? entroterra ha veramente molto da offrire. Molto spesso si pensa solo alle località di costa, ma abbiamo anche località rinomate. Vorrei ricordare Valeggio sul Mincio, con tutta la tradizione del Nodo d'Amore, il rinomato tortellino e il borgo romantico di Borghetto. Quindi veramente abbiamo degli angoli che vale veramente la pena di venire a scoprire. Quindi non solo le più famose località di costa, quindi i castelli di Malcesine piuttosto che le mura di Peschiera, ma abbiamo anche veramente delle chicche da scoprire. È la cosa poi interessante, interessante. Bisognerebbe forse comprenderne meglio il motivo. Forse i nord europei conoscono quasi meglio il lago di Garda di noi che siamo veneti in qualche modo. C'è un po' Ah, questa. sì, 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 sì. Quindi abbiamo tantissimo turismo che proviene dai paesi germanici e magari una persona di Treviso non conosce le bellezze che ha a un'ora di macchina da lì. Ma proprio perché si abbina l'idea di Lago di Garda come località puramente balneare. In realtà non è così, nel senso, essendo una destinazione che si può godere in tutte le stagioni, non è solo la vacanza da passare in spiaggia o per fare un tuffo al lago, ecco, è tanto, tanto di più. Come possiamo trovare delle informazioni utili per indagare, per scoprire, per innamorarsi di questi luoghi così belli, Francesca? Allora, potete consultare il nostro sito che comunque è ricco di informazioni, di suggerimenti, le varie descrizioni delle località, cosa si può fare, cosa si può vedere, le cose che sono più adatte per le famiglie piuttosto che per i giovani, insomma, ecco, sul nostro sito www.lagodigardaveneto.com. E Per tutte le informazioni potete anche scriverci a info-lagodigardaveneto.com. Tu citavi poc'anzi anche l'aspetto legato ai prodotti tipici, no? Quindi legati all'agroalimentare, a questa produzione che in una parte così nordica della nostra penisola italica produce alcuni prodotti che mediamente sono assimilabili invece ad aree più mediterranee, più a sud d'Europa. Come mai succede questo e cosa si produce? Allora, diciamo che il prodotto principe è l'olio del Garda e proprio grazie al clima mediterraneo che si trova sul nostro lago, che comunque è già un'anomalia alla nostra latitudine, cresce questo olio dalle caratteristiche veramente straordinarie. Quindi è il luogo più a nord in Europa dove si produce l'olio. Ma non solo l'olio, abbiamo anche il vino, abbiamo varie tipologie di vino come il Bardolino, oppure nel Basso Lago abbiamo il Lugana e poi tutto attorno al lago di Garda abbiamo il Valpolicella, l'Amarone, quindi veramente grazie a questo microclima del lago di Garda, insomma, si possono degustare diversissimi prodotti enogastronomici, quindi scoprire il nostro territorio anche attraverso i prodotti. Sì, poi c'è una faccenda legata appunto a questo bacino climatico e a questo equilibrio che è davvero un unicum, protetto in qualche modo dai Monti Lessini. Prima di rivolgersi verso la meravigliosa città di Verona, c'è appunto questa oasi microclimatica che permette appunto queste coltivazioni quasi da Sud Italia. Ed è bello vedere anche le limonaie in questi paesi e mi ricordo come un tempo lessi che la Serenissima Repubblica di Venezia, quando era al top della sua espansione in quello che veniva chiamato lo Stato da terra, quindi arrivava nel Veneto occidentale, poi nel Bergamasco e nel Bresciano, diventava il polo unico di produzione sia dell'olio, che al tempo forse però era usato più che per la cucina, per le lampade di illuminazione, e poi questo distretto della vitamina che tanto serviva ai vascelli, alle galee veneziane che solcavano l'Adriatico per proteggersi in qualche modo dallo scorbuto e dalla carenza di vitamina, e quindi andavano a prelevare proprio i limoni sul lago di Garda. Poi
questo non è nel lato veneto, c'è un paese che si chiama Limone che è dall'altra parte, quindi già questo ci fa capire il perché di cosa stiamo Perché parlando. nel Venaco abbiamo una bellissima limonaia storica proprio dentro al castello, quindi che è visitabile ancora con i limoni, però ecco, i limoni e l'olivo che crescono a queste latitudini sono veramente una cosa eccezionale, insomma, sono prodotti tipici del clima mediterraneo e lo troviamo spontaneo qui da noi. Francesca, io ti ringrazio per questa veloce chiacchierata. L'unico modo davvero per scoprire il lago di Garda, e parlo soprattutto ai veneti che ci stanno ascoltando in questo momento, da nord a sud, è quello di recarsi almeno 1 o 2 giorni a visitare un po' per volta, con rispetto, con educazione, con grande passione e scoprire non solo la bellezza paesaggistica, non solo i prodotti che hai appena citato, ma la storia tanto cara a Goethe e ad altri personaggi che rendono il lago di Garda uno dei luoghi più belli del mondo. Grazie Francesca! Grazie e vi aspettiamo sul lago di Garda. Ci sentiamo presto, Francesca! Sì, vi aspettiamo. Evviva! Ciao! Ciao, grazie, buona giornata. E abbiamo salutato Francesca da Casa Veneto e adesso ci collegheremo con un altro posto bruttino del mondo, un posto che offre poche emozioni dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, che è Venezia. E quindi siamo orgogliosi di avere collegato con noi, se ci sente, fra qualche istante lo avremo anche in video, Simone, che è l'assessore al turismo di una delle città più turistiche in assoluto dell'universo conosciuto, anche se come sappiamo in questo momento le cose non sono così felici, la città è molto vuota, sta vivendo ultimamente grazie a tantissimi set cinematografici che hanno capito come evidentemente trovandosi innanzi una città così bella e così importante però pressoché deserta, sia anche per loro molto più semplice produrre filmati, produrre pellicole e proprio in questi giorni tra Venezia, l'entroterra veneziano e anche la Marca Trevigiana si sta girando un film americano dedicato proprio alla figura di Ernest Hemingway e tutto torna, vedete come magicamente il cerchio si chiude perché noi siamo ospitati, Casa Veneto, questo spazio voluto proprio dalla regione, si trova all'interno dell'hotel della Posta, Hotel Posta come vogliamo chiamarlo, luogo in cui spesso nell'arco della sua esistenza italica soggiornava il grande Ernest Hemingway, di cui appunto Venezia sarà protagonista in questi giorni. Ma finalmente lo vedo in video, c'è con noi, con quel soffitto bruttino, quel piccolo lampadario, l'assessore, giovanissimo assessore al turismo, e questa è una bella speranza per noi veneti, ma per tutta Italia, Simone, che ringrazio di essere collegato con noi. Ciao Simone. Buongiorno a tutti, ciao, grazie dell'invito. Guarda, ti do del tu perché potrei Sì. essere tuo zio, quindi va bene così. No, fratello maggiore, dai. Fratello maggiore, fratello, quello che ti insegna le cose brutte quando sei piccolo. Esatto. Allora Simone, l'esperienza è iniziata relativamente da poco, nel senso che tu ti sei insediato in questa città proprio nel momento forse anche più complesso nella gestione del turismo. Come sta andando? Com'è la tua visione? Cosa senti dentro di te quando ti affacci da quel palazzo straordinario? Io arrivo da già 5 anni di esperienza come assessore al sociale e allo sviluppo economico nella amministrazione precedente e quest'anno ho cumulato anche la delega al turismo, quindi mettiamo insieme la difficoltà del sociale in questo momento storico, la difficoltà anche sotto il profilo sanitario e soprattutto, insomma, in qualche modo anche adesso la difficoltà sul fronte turistico. Venezia è una città che di fatto oggi è vuota sotto il profilo turistico, nonostante qualche piccolo segnale, insomma, di vicinanza che i veneti hanno voluto dare nel momento di Carnevale quando hanno frequentato la città. Però è una città che soffre come le altre città d'arte, ma è anche una città che ha tantissima voglia di ripartire alla grande e ripartirà alla grande non appena possibile. Quest'anno poi Venezia celebra i 1600 anni dalla sua nascita e questo ovviamente è un compleanno importante che vogliamo celebrare come si deve. Sì, devo confessarti che proprio in questa annata complessa io ho avuto l'opportunità, seppur nel periodo più difficile per Venezia, di attuare, di produrre delle riprese e ovviamente ho beneficiato della mancanza dell'affollamento a cui siamo abituati da sempre. L'ingresso a Palazzo Ducale completamente deserto mi ha permesso
di capire profondamente questa città. Ho visto i veneziani, non li ho più visti confusi tra tantissimi stranieri. Questo in qualche maniera mi ha lasciato un segno di speranza. La città, nonostante i grossi problemi, per un lasso di tempo, ormai forse anche troppo lungo, però è stata di nuovo rimpossessata da chi l'ha in qualche maniera vissuta fino in fondo, da chi anche in qualche maniera ha continuato quella tradizione, come dicevi tu, che dura da 1600 anni. Noi ci aspettiamo di nuovo che invece il mondo possa riaffacciarsi alla laguna più bella che esista sulla faccia della terra, che possa ancora sentir parlare quelle pietre antiche che sembrano quasi respirare, sudare dalla tristezza, perché non sono più viste come un tempo. Io credo che proprio anche gli stessi monumenti e palazzi si siano un po' rattristati, perché non sono più in bella vista come per tanti decenni lo sono stati. C'è qualche progetto che riguarda la città di Venezia e più in generale anche il vicino entroterra, che fa parte comunque di questa realtà metropolitana molto ampia? Io te lo dico e poi me ne taccio, sono quello che i veneziani chiamano un campagna, in quanto sono nato e cresciuto a San Donà di Piave, e comunque fa parte proprio della città metropolitana di Venezia. E proprio qualche giorno fa io so che il sindaco era presente al municipio nostro, evidentemente per discutere progettualità con tutti i sindaci, affinché si sia pronti non solo per il piano sanitario, ma credo anche per il piano di rilancio turistico. Scusami se ho parlato tanto, adesso parlerai solo tu per 90 minuti di seguito. Grazie Simone. No, assolutamente non voglio abusare della vostra pazienza. Venezia ovviamente ha un sacco di sorprese nella sua cartucciera. La più bella e la più grande sarà appunto la celebrazione dei 1600 anni. Guardiamo anche con molta speranza il discorso che ha fatto un nuovo presidente del Consiglio sull'importanza delle città d'arte, e Venezia insomma è forse la più importante nel panorama italiano per il rilancio del paese, ben sapendo che però è nostro compito custodirle anche per le prossime generazioni, e quindi speriamo che questa sua apertura inauguri anche una stagione in cui il paese comprenda che alcune città d'arte hanno dei particolari bisogni che non sono ordinari, che quindi richiedono dei poteri diversi per gestire e regolare alcuni fenomeni dovuti alla grande presenza turistica, e Venezia è uno di questi, e sono convinto che il presidente Draghi saprà ascoltarci molto. Però abbiamo anche l'idea di riscoprire il rapporto di Venezia col mare, che negli ultimi decenni si era un po' perso. Venezia è stata la regina dei mari per secoli e secoli, e tenendo sempre però presente che c'era anche un rapporto con la terra. Venezia era uno stato di mare e di terra, e quindi il nostro rapporto, la nostra grandissima amicizia con le montagne, col Veneto, ma financo alla Lombardia, al Trentino, al Friuli, per non parlare delle coste della Croazia e della Grecia, è sempre stata vista come un rapporto non di dominazione pura con la forza o con la violenza, ma era una dominazione che intrecciava amicizie, alleanze, scambi culturali, scambi commerciali. E ripartire da questo vuol dire ripartire anche dal mare e dalle rotte commerciali, e quindi da questo punto di vista per noi è importante il Salone Nautico di Venezia, che si terrà a cavallo tra maggio e giugno e consentirà di far tornare a casa in arsenale l'arte navale. È la seconda edizione, visto che quella dello scorso anno non si è potuta fare come previsto, e credo che sarà, dopo Cortina, i mondiali di Cortina, il secondo grande evento in presenza, seppur con tutte le dovute precauzioni, che si farà in Italia, nel nord Italia. Da questo punto di vista, anzi, consentimi un grande ringraziamento a tutto lo staff di Cortina 2021, perché ha avuto il coraggio di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e dire ci siamo, diamo un segnale di speranza, perché oggi, oltre a tutta la parte di attenzione, cure e predisposizione delle 1000 misure, il paese ha bisogno anche di speranza, di gesti simbolici però carichi di significato, e io credo che ripartire da Venezia, dalle sue tradizioni, dal suo rapporto col mare e dal suo essere a disposizione del territorio veneto e italiano per trainare la ripresa turistica sua e quindi anche delle città vicine, sia assolutamente un punto di partenza significativo. Ecco, Venezia, insieme alla forza che la terra può dare e il mare può dare, sicuramente può avere davanti a sé un percorso assolutamente positivo. Guarda, io ti ringrazio perché hai speso delle parole, direi, perfette, nel senso che sei riuscito in pochissimo a racchiudere quello che è il senso vero del rapporto che Venezia ha con la storia,
con la regione, con le regioni limitrofi. E devo dire che un po' è quello che ho sempre pensato, lo dicevamo anche nei giorni scorsi con altri ospiti, che c'è questo legame straordinario con le Dolomiti, dove ci troviamo in questo momento, e anche insomma lo slogan della regione mette dentro le Dolomiti e Venezia, che sono le montagne della stessa Venezia. E devo dire che questi grandi fiumi torrentizi, in primis la Piave, riescono proprio a portare ancora quella carica vitale e produttiva che univa come un tempo il Cadore o comunque le valli dolomitiche alla meravigliosa laguna di Venezia. Un tempo lo si faceva tramite le zattere, adesso lo si fa in altro modo, e un turista, quando gli sarà concesso di tornare nella nostra terra, può tranquillamente partire dalla meravigliosa città di Venezia, in giornata visitare Cortina e rientrare nella città lagunare, perché gli spazi che per noi veneti sembrano così infiniti, in realtà sono quelle 2 ore di movimento che per un americano, per qualcuno che viene d'oltreoceano, sono assolutamente inutili, quindi brevissimi. Quindi spero che nel tempo, grazie anche all'operato di giovani brillanti come te, questa cosa si consolidi e che faccia sempre di più familiarità tra chi vive le coste venete con chi vive magari d'inverno con 1,5 metri di neve fuori dalla propria porta in uno scenario assolutamente spettacolare. Questa è la forza. Io credo che la forza nostra, del nostro territorio, sia proprio il fatto di essere una squadra. Noi, a differenza di altri territori in cui c'è una grande città che fa da praticamente unica protagonista e tutto intorno il nulla, il nostro Veneto è una realtà straordinaria, il nostro nord-est, e può mettere in campo una formazione su più livelli. Ognuno deve avere il suo ruolo. È evidente che Venezia ha un ruolo da protagonista nel richiamo turistico, ha un ruolo di protagonista nell'offerta culturale, con la mostra del cinema, con le tradizioni. È una città evidentemente unica che tutto il mondo conosce. Però ecco, ha intorno a sé non il deserto, ma una ricchezza fenomenale. Le nostre montagne, i nostri fiumi, i nostri mari, le nostre altre città d'arte, in cui c'è il Leone di Venezia. Il Leone di Venezia lo vediamo in ogni ingresso murato di città qui intorno a noi, perfino in Grecia, in Croazia. E quindi dobbiamo riscoprire questo rapporto ulteriore e saperci raccontare anche meglio al mondo. Dobbiamo assolutamente dire che da questo punto di vista Venezia e Veneto sono una realtà unica al mondo e che complementariamente possono offrire un'esperienza unica. L'importante è che il turista capisca che non si può vedere né Venezia né il Veneto ovviamente in 3 ore, devi viverla anche lentamente il più delle volte. Quindi il nostro appello è venire a scoprire Venezia prendendosi il tempo che serve e innamorandosi dei tempi e della lentezza che la città può offrire. Fantastico. Simone, io ti ringrazio per questo intervento breve ma assolutamente efficace e mi auguro, ma vedrai che mi farò vivo in qualche modo, di incontrarti molto presto. Grazie Simone di cuore. Grazie Crepi. Simone, assessore al turismo della città di Venezia, è stato davvero breve ma intenso, ha descritto un po' le cose che in questi giorni ci stiamo raccontando tutti quanti e che abbiamo gran voglia di mostrare al mondo. Io vi lascio per un po', ma ritorno, non è una minaccia, è una consolazione parlare ancora di montagna, di Veneto, di paesaggi, di prodotti, e vi annuncio che alle ore 15 sarà con noi davanti a queste camere, in questa meravigliosa location che è Casa Veneto a Cortina, Massimiliano Ossini, che insomma, conoscete sicuramente per essere il conduttore di Linea Bianca di Rai 1, ma che è un uomo che della montagna ha fatto parte, la parte fondamentale del suo percorso esistenziale. Da Lele Marcassa per ora è tutto, ci vediamo intorno alle 14, parleremo ancora di montagna, di gelato, di tante cose. A fra poco, buona mattinata e buon pranzo a tutti.